disuguaglianza di genere, così come ce lo racconterà nella storia delle sue evoluzioni e involuzioni una maestra della materia, la sociologa Chiara Saraceno. Buona lezione. Oggi parliamo di disuguaglianze di genere. Innanzitutto va chiarito perché parliamo di genere, cos'è questo strano concetto, e non parliamo per esempio solo di disuguaglianze di sesso o disuguaglianze tra i sessi, tra uomini e donne. Il concetto di genere viene utilizzato per indicare il fatto che le disuguaglianze tra uomini e donne o tra i due sessi non sono legate alla natura, a qualche differenza naturale che c'è ovviamente nell'apparato sessuale, ma nelle competenze, nelle capacità, nel cervello degli uomini e delle donne, da cui dipenderebbero poi le differenze e le disuguaglianze che si trovano in società. Bensì dal fatto che queste disuguaglianze e differenze sono legate a aspettative diverse e anche a sistemi di opportunità diversi in cui chi viene al mondo con il corpo sessuato femminile piuttosto che col corpo sessuato maschile viene immesso. Cioè, per cui il nastro rosa piuttosto che il nastro azzurro al momento della nascita non è solo il segno è nata una femmina o è nato un maschio, ma purtroppo per molti significa essere immessi in un sistema di aspettative, di destini, di opportunità che differenziano e che quindi differenziano anche lo sviluppo delle capacità, ma che a prescindere dalle capacità che si hanno fa definire diversamente ciò che si può fare o si può essere. Utilizzare la parola genere ci impone di guardare a come sono costruite le differenze tra gli uomini e tra le donne, fin dalla nascita e poi nel percorso della vita. Ci impone anche di guardare quanto in realtà il nostro modo di pensare agli uomini e alle donne, a ciò che possono fare gli uni e possono fare le altre, sia legato a degli stereotipi che nulla hanno a che fare con le capacità individuali di quell'uomo o di quella donna lì, o degli uomini o delle donne in generale. Quindi sono disuguaglianze strutturate che assumono l'appartenenza, l'aspetto fisico come una differenza, una disuguaglianza sostanziale. Questo si spiega perché ci sono ancora oggi alcuni paesi per cui per esempio le donne non hanno diritto di voto oppure sono sottomesse, in quanto donne a prescindere, no? O agli uomini vengono dati dei diritti o anche delle responsabilità in quanto uomini, no? Ci si aspetta che l'uomo guadagni, mantenga la famiglia. Un uomo che non è in grado di mantenere la famiglia è considerato non abbastanza uomo, laddove una donna che non è in grado di mantenere la famiglia magari non è considerata non abbastanza donna. È considerata non abbastanza donna se non è brava a fare i lavori domestici o se non ama abbastanza i suoi bambini o se non vuole fare. Quindi anche ciò che rende inadeguati gli uni o gli altri dipende appunto del modo stereotipico con cui vengono considerati dentro appunto la categoria di genere. Mi rendo conto benissimo che parlare di disuguaglianze di genere oggi, soprattutto ai più giovani, può provocare grande insofferenza e anzi molte ragazze dicono non vogliamo essere percepite come delle vittime. Ovviamente io non voglio vittimizzare nessuno, voglio solo segnalare che sì, è vero, molte cose sono cambiate. Per esempio oggi le ragazze studiano tanto quanto i ragazzi, cosa che non era vero quando ero giovane io, che non è nella notte dei tempi, ma era negli anni 50 e 60. Le ragazze, direi più che i ragazzi, si aspettano di fare la stessa vita
dei loro coetanei, di avere le stesse chance dei loro coetanei, quindi hanno cambiato le aspettative rispetto alle loro mamme e soprattutto alle loro nonne, anche perché le loro mamme e le loro nonne magari hanno fatto alcune lotte per cambiare la situazione in cui sarebbero nate. Però, mi spiace moltissimo dirlo, le disuguaglianze di genere esistono ancora oggi. Esistono in grado diverso nelle diverse società, anche stando dentro l'Occidente sviluppato, cioè dove il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale, cioè nessuno dei paesi occidentali sviluppati, di cui l'Italia fa parte, ha nel proprio ordinamento giuridico un principio di disuguaglianza di genere, come era ancora in molti ordinamenti giuridici fino agli anni 50 e 60 70 anche del secolo scorso. Viviamo dentro questi contesti dove vale il principio dell'uguaglianza di genere e anche a livello verbale, di principi culturali, valori culturali diffusi, nessuno direbbe no, gli uomini e le donne sono disuguali, asimmetrici, gli uomini valgono di più, le donne valgono di meno o viceversa. Quindi questo è stato un grande cambiamento. Tuttavia, in pratica, nelle cose esistono ancora forti disuguaglianze e l'Italia è uno dei paesi in cui queste disuguaglianze sono un po' più tenaci che in altri dentro al contesto dei paesi sviluppati, anche soltanto dell'Unione Europea. Provate un po' a guardarvi attorno. A 75 anni dalla liberazione, a 71 dall'accesso al diritto di voto, le donne sono ancora sottorappresentate in politica. Con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vostro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Quale impegno ti conta di portare in questa sua carica di ministro come donna? Come donna, come ministro mi dirà. Come donna. Non abbiamo ancora avuto un Presidente del Consiglio, sono la maggioranza della popolazione, le donne, della popolazione adulta, sono la maggioranza, quindi non ancora un Presidente, neanche pensato che ci possa essere, non un Presidente del Consiglio, non un Presidente della Repubblica. Abbiamo dovuto aspettare l'anno scorso per avere una Presidente della Corte Costituzionale, che è la terza carica dello Stato, ma fino a 10 anni fa c'era una sola donna giudice della Corte Costituzionale. Non c'è ancora stato un Ministro del Tesoro, dell'Economia, che sono i ministeri più importanti, donna. Non c'è nessuna Presidente di Authority, donna. Se si guarda alle task force che sono state fatte durante questo periodo di emergenza, le donne sono una grossissima minoranza e nessuna è presieduta da una donna. Siamo ancora lontani dal fatto che la partecipazione delle donne ai processi decisionali sia almeno paritaria a quelle degli uomini. Tant'è vero che parliamo di quote donne come se fosse una cosa, come se fossero le donne a dover essere protette, e non ci rendiamo conto che invece quello che c'è e la quota è a volte il monopolio maschile. Se c'è una quota nel nostro paese, non è la quota rosa, sono le quote, quelle io chiamo le quote blu, che si difendono molto e che sono spesso quasi monopolistiche. È vero però che oggi alcuni motivi che in qualche modo legittimavano la disuguaglianza ancora negli anni 70, fino agli anni 70, ovvero che le donne studiavano meno, non per colpa loro, ma perché venivano fatte studiare meno dai loro genitori, perché si riteneva che fosse meno importante per loro studiare, perché tanto non dovevano andare a lavorare o dovevano sposarsi, comunque anche se lavoravano non era così importante rispetto al lavoro degli uomini. Oggi invece questa è una grandissima trasformazione. Le donne le ragazze più giovani studiano tanto quanto i loro coetanei e di più, hanno anche voti migliori,
anche a parità di titolo di studio, quindi non confrontando le ingegnere con le letterate, anche tra gli ingegneri o non solo tra i letterati. Quindi hanno voti migliori, hanno anche un curriculum in media più regolare e quindi rispetto alle generazioni più giovani, ciò che valeva nella mia generazione, ovvero che non ce n'erano abbastanza con le qualifiche, oggi non è più legittimato, perché non è più così. Eppure, nonostante questo, a parità di titolo di studio, finito a 3 anni, a 5 anni dal raggiungimento della laurea, troviamo meno donne in lavori con contratti regolari, più donne in contratti precari, troviamo che guadagnano di meno, questo ancora prima che si siano formate una famiglia. Ancora oggi farsi una famiglia per una donna è molto rischioso rispetto ai coetanei. Pensate che ogni anno esce dal mercato del lavoro un 20% di donne a causa di responsabilità familiare, di maternità o di altre responsabilità familiari, che vuol dire che c'è ancora una forte asimmetria nella divisione del lavoro familiare. Quindi guadagnano di meno, hanno carichi più pesanti. Se noi guardiamo come è fatta una giornata complessiva di uomini e donne che lavorano per il mercato e che hanno una famiglia, vediamo che se si sommano l'orario di lavoro pagato e quello di lavoro domestico, le donne lavorano un febbraio corto in più, mettendo insieme tutte le ore, guadagnando di meno naturalmente, perché lavorano molto di più in casa che non sul mercato. Per cui la divisione del lavoro familiare continua a essere ancora squilibrata, nonostante alcuni miglioramenti che hanno visto soprattutto i giovani padri essere più presenti nel campo della cura dei figli piccoli, che è una grandissima e bella innovazione. Un altro e ultimo indicatore di disuguaglianza di genere è la persistenza della violenza di genere. Non riguarda solo i femminicidi, che sono l'unico tipo di omicidio che non è diminuito, mentre tutti gli omicidi sono diminuiti negli ultimi anni, il femminicidio rimane costante. Si parla di femminicidio non quando genericamente è uccisa una donna, ma quando è uccisa in quanto donna, in quanto la mia ex compagna o la mia moglie, la mia fidanzata, quella che non vuole stare più con me o la prostituta dopo che ho usato. Anche il cyberbullismo sembra che colpisca di più le donne in quanto donne, cioè l'insulto sessuale avviene molto di più a danno di una donna che non a danno di un ragazzo. Per cui sì, ci sono stati miglioramenti sicuramente, e l'istruzione è stato il grande miglioramento, che dà anche delle grandi risorse alle donne per poter negoziare i rapporti con i loro compagni e per stare nel mercato del lavoro. Tuttavia continuano a persistere grandi disuguaglianze su cui occorre continuare a lavorare. Chiara Saraceno ci ha parlato di disuguaglianze di genere. E se dovessimo rileggere il passato attraverso questa sua lezione, si dovrebbe sicuramente dedicare un capitolo all'oscena storia dei roghi delle streghe,